questo stupore per il male altrui, nessuno che è stato prigioniero ad Auschwitz l'ha potuto mai dimenticare un secondo della sua vita. Abbiamo deciso di fare questo filmato perché, come ci ha consigliato Liliana Segre, dobbiamo diventare candele della memoria. Mi chiamo Liliana Segre e sono nata il 10 settembre del 1930. La mia casa si trovava in Corso Magenta 55 a Milano. Mio papà si chiamava Alberto ed era bellissimo, io ero il suo angelo. Mia mamma si chiamava Lucia, ma io non l'ho mai conosciuta. È morta quando io avevo meno di un anno, perciò non la potevo ricordare. Abitavo con i nonni Parteni, nonna Olga e nonno Giuseppe. I miei nonni materni si chiamavano Fede e Bianca. Mia nonna Bianca era la mia preferita, la adoravo. Passavo interi pomeriggi a giocare con lei. C'era una bambina felice, il marito del mio papà. Lo dicevano tutti, guarda Iana, quando finisce insieme a suo papà. Lui era un uomo di grande coraggio, pur essendo timido. Non si tirava mai indietro se doveva difendere i più deboli. Quelle leggi avevano cancellato ogni diritto per noi ebrei, ma mio padre non aveva cambiato atteggiamento. In quel periodo non dovevamo farci notare perché rischiavamo anche di finire in prigione. Avevamo terrore delle persone con la divisa nera. Una persona importantissima della mia vita è stata Susanna, la cameriera di mia nonna Olga. Era rimasta lì dopo che i nazisti avevano portato via i miei nonni paterni. Era certa che sarei tornata e nascose le foto della mia famiglia dalle razzie dei fascisti. Il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Quegli album sono stati così importanti per me. Al rientro da Auschwitz erano l'unica memoria eterna che poteva raccontarmi la mia vita di prima. Il problema razziale non è scoppiato all'improvviso. Mio padre non sopportava i fascisti perché usavano toni aggressivi e non accettavano critiche. Non era solo quello che dicevano, ma come lo dicevano, ogni cosa veniva gridata con violenza. Un giorno mio padre mi disse che non sarei più potuta andare a scuola in quanto c'erano le nuove leggi per noi ebrei.
Io, come tanti altri, ne fui espulsa. Avevo appena compiuto 8 anni. Quell'anno avrei dovuto frequentare la terza elementare. Quel giorno segna un prima e un dopo della mia infanzia. Il prima di Liliana, bambina allegra e serena, e il dopo di Liliana, bambina ebrea, espulsa, esclusa, internata. Quello che accadeva a noi ebrei avveniva nell'indifferenza generale. La mia maestra mi disse che lei non c'entrava e non era un problema suo. In questo modo si puliva la coscienza e allo stesso tempo se ne lavava le mani. Questa indifferenza mi faceva male, era l'alma peggiore. Quando passavo di fronte alla vecchia scuola, le mie compagne mi indicavano come se avessi delle colpe per molte di quelle persone che io credevo amiche. Era come se io non fossi mai esistita. Succedeva all'improvviso, in qualunque momento della giornata. Per questo mio padre decise di trasferirsi. Andammo in Brianza e così all'improvviso cominciò la nostra vita da sfollati. Cominciò il periodo più duro e iniziò la caccia all'uomo. I rastrellamenti degli ebrei che venivano deportati nei campi di concentramento. In quel periodo chiunque aiutasse un ebreo rischiava la fucilazione immediata o i campi di sterminio insieme agli ebrei. Nonostante questo, alcune famiglie ci aiutarono e mi nascosero nelle loro case. Io e mio padre fuggimmo in Svizzera, passando dalle montagne. Pensavamo di essere finalmente al sicuro, lontani dall'Italia e dalle leggi razziali. Invece non fu come sperato. Delle guardie ci portarono al comando. Ci chiesero come mai stessimo scappando e mio padre cercò di spiegare che in Italia rischiavamo la vita in quanto c'erano le leggi razziali ed eravamo perseguitati, ma purtroppo non li credettero. L'ufficiale fu irremovibile. Le guardie svizzere con i fucili spianati ci intimarono di andare nei confini italiani. In quel momento ci arrestarono. A 13 anni entravo nella cella di un carcere da sola. Mi separarono da mio padre. Passammo da un carcere all'altro, fino a quando ci portarono tutti via con un camion. Destinazione San Vittore, a Milano. Solo in quel momento ritrovai papà. Ci abbracciammo senza dire una parola. Quei 40 giorni a Milano furono terribili, ma furono anche gli ultimi giorni vissuti con mio padre. Certe notti mi accorgevo che lui piangeva accanto alla mia branda. Si sentiva colpevole di non essere riuscito a salvarmi. Il gennaio stava finendo. Un giorno i nazisti chiamarono un lungo elenco di nomi. 605. C'erano anche il mio e quello di papà. Nessuno di noi sapeva dove ci avrebbero portato. I soldati si caricarono su un camion e attraversammo una Milano deserta per raggiungere i sotterranei della stazione centrale, binario 21. Ci attendevano dei vagoni bestiame dove fummo caricati con violenza per recarci verso l'ignoto. Non sapevamo niente, durata del viaggio e destinazione. Era come se la speranza ci avesse abbandonati. Non avevamo parole e non avevamo più sguardi per gli altri. Avevo 13 anni e anche avevo molta paura.
In quei momenti non pensavo potesse esistere un luogo come Auschwitz. A salvarmi fu un mio mondo di fantasia, al quale mi aggrappai maggiormente, una piccola stella che vedevo in cielo. Mi identificavo in quella stella, dentro di me le dicevo: finché io sarò viva, tu, stellina, continuerai a brillare nel cielo. Ho aspettato 45 anni prima di diventare testimone della Shoah. È stato un percorso lungo e difficile. Il mio silenzio ha cominciato a pesarmi come un macigno. Dal 1990 ho cominciato a incontrare molti giovani, perché la memoria non possa essere più contaminata dal mare nero dell'indifferenza. Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati.